Dottore Contino, un interessante incontro oggi per discutere del futuro del libero consorzio alla luce delle prossime elezioni di secondo livello. Allora, non parliamo di elezioni in questo convegno, ma parliamo soltanto del futuro delle province e del fatto che questo tentativo di abolizione ci siamo resi conto, e la storia ce lo giustifica, il fatto che è stato un grande errore, che questo tentativo di abolizione ha comportato soltanto costi elevati, danni sulle infrastrutture, danni sulle strade, morti sulle strade, non c'è stato nessun beneficio economico e nessun risparmio. Invece è mancata la democrazia, è mancata la libertà e sostanzialmente è mancato un ente che è voluto fortemente dall'Unità d'Italia e che doveva essere l'ente forte del territorio, in realtà è stato fortemente indebolito e adesso si spera che la classe politica attuale la possa rivalutare. Si discute oggi del futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità. Ne parliamo con lei che è stato già alla provincia. Sì, diciamo che abbiamo voluto fortemente portare avanti questa iniziativa assieme al dottore Contino, all'onorevole Pumiglia e a Francesco Pira, professore universitario, ognuno con la propria storia, con il proprio percorso, ma animati da questa necessità di aprire un dibattito, un confronto nella nostra provincia, partendo da questa occasione importante che sono le elezioni secondo livello della provincia. Certamente un passo in avanti rispetto all'annullamento di quello che è stato lo spazio di democrazia rispetto a un ente che è stato per troppo tempo commissariato, ma certamente auspicando anche quello che è un ritorno poi all'elezione diretta. Noi riteniamo che le province abbiano un ruolo importante in termini di rappresentanza di un'area vasta di interessi sovracomunali che non sono soltanto le scuole, le strade, quindi la viabilità provinciale, ma anche il tema delle infrastrutture, il tema della promozione del territorio, il tema di una serie di competenze e ruoli che probabilmente è opportuno che, secondo il principio di sussidiarietà, dalla regione vengano trasferite all'ente provincia perché è l'ente più vicino ai cittadini. Quindi fare sentire l'istituzione vicina al cittadino significa dare maggiori ruoli, risorse economiche, finanziarie e anche di personale all'ente provincia. Quindi auspichiamo che questo ripristino degli organi istituzionali della provincia possano rappresentare un passo in avanti nella riacquisizione di quello che è il ruolo dell'ente provincia nel territorio. Sì, si è discusso del ripristino della gestione democratica delle province, seppure gli eletti saranno di secondo grado, avranno un'elezione di secondo grado. Tuttavia è un passo avanti rispetto alla gestione commissariale durata dal 2013 con la successione di tante persone nominate dall'alto, dalla regione siciliana. Si tratta di capire, dopo le elezioni, in ragione anche della qualità di coloro che andranno a guidarle, se sarà possibile ripristinare il ruolo della provincia come ente di area vasta in grado di coordinare le iniziative dei comuni, di avere un progetto dello sviluppo, di intervenire sulla viabilità secondaria di questa nostra terra, se possono essere un luogo nel quale si forma classe dirigente e quindi si ripristina una voce in rappresentanza degli interessi dei cittadini. Questo è tutto da vedere, ma in ogni caso è un passo avanti rispetto a scelte del passato che sono state del tutto improvvisate, scellerate, quella di usare e utilizzare l'accetta per tagliare istituzioni importanti non in ragione di un disegno complessivo di riordino dell'assetto istituzionale del paese e della regione, ma solo con l'obiettivo del risparmio, che poi di fatto non è avvenuto, non c'è stato, perché quello che si è risparmiato sul piano del costo della politica, come si diceva negli anni passati, è stato sprecato con la mancanza dei servizi e con il decadimento delle attese dei cittadini. Sindaco Castellino, lei ha ritenuto di intervenire a questo dibattito sul futuro delle province? Ho ricevuto l'invito e non potevo non essere presente.
sia per il luogo dove qui si sta celebrando questo importante convegno e sia per gli illustri relatori che lo hanno tenuto. Ho detto poco fa, è stato quasi un master. Abbiamo avuto la possibilità di ricordare non solo che cosa rappresentava la provincia negli anni passati, ma ciò che potrà diventare dal giorno 27 aprile in poi. Un ente davvero fondamentale e importantissimo di coordinamento e collante tra i diversi livelli di governo, con il governo regionale, con il governo nazionale e, perché no, con il governo europeo. Ci giochiamo davvero il futuro di questa terra e con la provincia potremo davvero svolgere un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri territori. Sì, la rappresentazione, la narrazione che c'è stata in questi anni nelle province è di un ente inutile, tutta l'antipolitica si è scatenata stabilendo che le province erano inutili. In realtà questo voto, anche se è un voto indiretto, comincia un processo che si spera poi possa portare al voto di tutti i cittadini per eleggere i consiglieri provinciali e per eleggere il presidente della provincia. È un ente intermedio utile, è un ente intermedio importante, soprattutto in una regione vasta come la Sicilia, perché regioni che hanno 2 province sicuramente non sentono il peso di quello che è accaduto in questi anni, ma la Sicilia sicuramente lo sente. Ci auguriamo che si possa rideterminare un rispetto e una dignità per un ente che ha dato tanto al nostro paese e che potrà continuare a dare tanto.